Presidente, oggi abbiamo visto un'azienda che guarda il futuro perché il prodotto che esce è un prodotto biologico e per questo altamente competitivo sul mercato anche in chiave futura. Assolutamente, è una scelta che l'Europa ha fatto da tempo, l'Italia sta andando nella giusta direzione, ha parecchio tempo anche da recuperare. Questa è un'azienda che ha fatto questa scelta per prima e i risultati si vedono perché la qualità del prodotto è straordinaria, perché c'è una cura anche del benessere degli animali, perché c'è la trasformazione dei prodotti addirittura qui in azienda. C'è stato tanto coraggio e tanto orgoglio friulano in questa azienda, e devo dire insomma che è un orgoglio anche della nostra regione, dell'intero Friuli Venezia Giulia, perché la scelta è interamente biologica e quindi il non utilizzare antibiotici, il non utilizzare medicinali, il non utilizzare nessun tipo di chimica fa sì che la qualità di questi prodotti sia non solo straordinaria, ma che insomma vinca anche rispetto alle difficoltà che può avere in questo momento il settore dell'agricoltura. E anche per la salute. Indubbiamente, anche perché qui si sta facendo un lavoro di sperimentazione importante. Più investiamo nella qualità, meno chimica utilizziamo, più è possibile anche abbattere quelle che sono le intolleranze alimentari sempre più comuni fra i nostri cittadini. Assessore, è un'azienda che punta fortemente su una produzione biologica di qualità anche a tutela della salute dei consumatori, e questa forse è una delle visioni di successo che si può proporre anche come indirizzo politico per l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Io credo che l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, potrei dire anche quella nazionale, ha bisogno di buoni esempi. Qui siamo in un'azienda che sostanzialmente non solo oggi rappresenta un esempio, ma è stata lungimirante, è stata probabilmente la prima azienda biologica in questa regione. Oggi è arrivata anche a certificare biologico tutto il prodotto trasformato, quindi si possono trovare prodotti caseari che sono completamente biologici. È una delle strategie, è uno dei momenti di riflessione che ci si pongono. Ovviamente la necessità di trovare nuove soluzioni, la necessità di qualificare il proprio prodotto, la necessità di non andare sul mercato internazionale a trattare il latte come una commodity, ma di ragionare sulla sua trasformazione e sul valore aggiunto che questa può portare alle imprese, sia in termini di competitività sia in termini di redditività. È una sfida, è sicuramente non semplice, ma credo che sia una delle soluzioni che con esempi positivi possiamo mettere in campo in questa regione. Sì,